Euroregione News. Zompicchia di Codroipo espone la storia fino al 9 dicembre. Nella vetusta Pieve dei Santi Pietro e Paolo, fondata nell'anno 1019, officiata fino al 1808, ridotta a cappella nel 1821, ornata della presente facciata nel 1860 in onore di Maria Immacolata, restaurata nel 1955. Questo è il testo inciso nel marmo sulla facciata della chiesetta in via San Pietro e Paolo a Zompicchia di Codroipo. Dovrebbe essere già sufficiente per una visita, una chiesa che ha 1000 anni, restaurata ma soprattutto mantenuta splendidamente, con il giardino curato e pulita meglio di una villa privata. Con l'intento di proseguire il percorso nelle celebrazioni per il 100° anniversario dalla Prima Guerra Mondiale, questa volta Zompicchia ha dedicato la mostra agli alpini. Ha attivato anche uno sportello per l'annullo postale e l'emissione di 2 nuove cartoline di ricordo a tema che sono ancora disponibili. Non si tratta solo di un'esposizione di fotografie di alpini durante la Prima Guerra Mondiale, reperite con grande arguzia e passione dai membri della Proloco e collezionisti della regione. Sono presenti documenti originali, oggetti rinvenuti nella zona, 2 manichini in divisa militare, uno austriaco e l'altro italiano, e fotografie del paese al tempo della Grande Guerra, nelle quali per esempio non è facile riconoscere la piazza Garibaldi di Codroipo. La mostra è in ricordo della Prima Guerra Mondiale, dedicata agli alpini, è aperta ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18 presso la chiesetta dei Santi Pietro e Paolo a Zompicchia fino al 9 dicembre, sperando in un rinvio del termine. La Proloco di Zompicchia però è disponibile per visite tutti i giorni su richiesta per scolaresche e comitive. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.